Queste non sono nuove edificazioni, questo è patrimonio edilizio esistente, normalmente che è vecchio, fatiscente, messo male, anni 60-70, che viene migliorato sul piano energetico, per l'amianto, il rischio sismico, il rischio idraulico. Allora, quando miglioriamo questo patrimonio e in qualche modo, ormai sappiamo che il tessuto familiare sta aumentando, le vecchie famiglie di 6-8 persone diventano più famiglie di 2 persone, 3 persone, quindi aumentiamo il carico numerico delle famiglie ma non numerico dei cittadini, quindi usiamo il patrimonio che c'è e la conseguenza qual è? Che non usiamo terreno nuovo, non occupiamo nuovi lotti di terreno. 60.000 interventi fino ad oggi, speriamo altri 100.000 nel futuro, sono fino ad oggi 20.000 lotti di terreno in meno non consumati e in futuro altri 30-40.000 lotti di terreno non usati. Allora, se vogliamo non consumare suolo in Veneto, ne abbiamo già consumato troppo, queste sono le fondazioni. Domani costruiremo la casa, abbiamo già in Consiglio regionale la legge sul contenimento di consumo del suolo e attraverso la somma di prima le fondazioni e poi la casa noi faremo un Veneto più bello, un Veneto per il nostro futuro dove turismo, dove bellezze, dove una nuova ricchezza la porteremo migliorando noi stessi.